Noi siamo nate e cresciute a Conegliano, nel territorio, siamo poi state all'estero, siamo state lontane, siamo ritornate un po' per causa di forza maggiore con il Covid, abbiamo cominciato a riscoprire i posti delle colline e quindi da lì è nato il desiderio di raccontare i posti che appunto stavamo scoprendo e che conoscevamo già, e soprattutto di cercare di raccontarli in modo diverso, parlando con le persone, cercando di scoprire delle curiosità, molte cose che abbiamo scoperto anche noi durante questi 2 anni di lavoro. Abbiamo cercato di trasmetterle appunto alle persone che potranno leggere il volume. In questo libro troviamo 111 schede narrative e fotografiche, ha una struttura particolare, è un libro ambivalente perché è un libro che è a metà tra una guida ed un libro, quindi è una guida da tenere sul comodino, quindi una guida che si rivolge ai turisti ed un libro che si rivolge alle persone del luogo per approfondire 111 luoghi che magari conoscono già ma di cui non sanno tante particolarità che noi abbiamo raccolto in 2 anni e mezzo di lavoro su queste colline, parlando con le persone. Si va dalla prospettiva storica, chi ha fatto la storia di questo territorio, la prospettiva più culturale, l'accoglienza, perché ci sono tanti posti dove potete andare a mangiare, a fare aperitivo, e sono tutti posti che noi abbiamo selezionato in primis noi come da una prospettiva giovane, quindi ci sono appunto 111 finestre sul paesaggio, sulla bellezza di queste colline. L'obiettivo è far conoscere in un modo diverso le colline sia ai turisti sia ai locali, quindi abbiamo cercato appunto di raccogliere informazioni che non si trovino su Google online, ma appunto per dare il modo di scoprire in una chiave nuova questi luoghi anche alle persone che magari già li conoscono. Ci fa molto piacere averlo patrocinato e soprattutto ci fa piacere che siano 2 ragazze di Conegliano, quindi delle nostre colline, che hanno avuto l'idea proprio di impegnarsi per realizzare questa, che poi nei fatti è una guida, ma è una guida molto particolare perché in realtà ci presenta non soltanto luoghi da andare a visitare, ma anche delle particolarità culturali, artistiche, architettoniche e anche enogastronomiche, partendo per esempio dal Marone di Combai fino ad arrivare chiaramente al vino e al glera. Noi speriamo che tutte le attività di promozione che stiamo facendo portino sicuramente a un aumento del turismo sulla zona, e sicuramente questo anno ci ha confortato perché i dati ci dicono che effettivamente le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene hanno veramente attratto tanti turisti, non soltanto italiani e locali ma anche esteri, proprio in questa estate, con presenze che sono confermate almeno fino alla fine del periodo autunnale, per cui assolutamente sì, e quindi confidiamo che anche il 2023 sia sugli stessi livelli se non di più.